Amici telespettatori, buonasera a tutti, benvenuti in questa bellissima rubrica, la rubrica dei cuori solitari. Questa sera ci troviamo a Trapani, esattamente al porto peschereccio di Trapani, in un bellissimo bar, in attesa di un bel cuore solitario. Ce l'ho a fianco a me, non è di Trapani, è straniero, che però si è trasferito a Trapani da circa 2 anni ed è diventato cittadino trapanese. Si chiama Cossì ed ha 36 anni. Ciao Cossì. Ciao. Allora Cossì, tu esattamente da dove provieni? Allora, io vengo dal Togo e Ovest Africa. Sono togolese e sono qui a Trapani da due anni, quasi 2 anni. Tu da 2 anni praticamente sei qui, ti sei stabilito a Trapani, hai il lavoro? Sì. Sì. Hai casa, lavoro? Sì, sei residente qui a sono... Trapani, sei motorizzato, non ti manca niente praticamente. No. Tu sei praticamente solo in cerca dell'anima gemella, della donna ideale, certo, della certo. donna giusta, perché mi sembra giusto, dopo 2 anni di residenza in una città, ti devi ambientare. Esatto. Ci vuole. La donna ci vuole. Allora, Così sta cercando una donna praticamente che parta da quanto Così? Parte da 25 fino a 36 anni. 36 anni. Quindi cerca una donna dai 25 fino ai 36. Non importa se è bionda o bruna, giusto Così? No, non importa, dipende dalla persona, esatto. Non importa. L'importante è che sia una ragazza che ti voglia bene e ti accetti giustamente certo, per quello che certo, sei. Una ragazza che mi vuole bene è questo. Certo. Così è un bravo ragazzo, un grande lavoratore e soprattutto, attenzione, è laureato e parla addirittura qualche 5-6 lingue, non lo so. Sì, mi hanno detto che parli 5-6 lingue, vero? Sì. No, non è tanto così. Comunque. Però fai praticamente il traduttore. Sì, faccio interprete e anche mediatore culturale presso i centri d'accoglienza di Marsala e di Trapani. E quindi sono laureato nella topografia, sono ingegnere topografico. Certo. Quindi amiche telespettatrici, stiamo parlando di una persona abbastanza colta, non è che stiamo parlando di un ragazzotto, giusto? Dico bene? No, sì. Così, ripeto, è qui, sta cercando la donna della sua vita, la ragazza ideale, una ragazza che parta dai 25 e arrivi fino ai 36 anni, che lo voglia bene e lo accetti per quello che è. Allora, Così, parlaci un po' di te. Allora, io come hai detto tu mi chiamo Così, ho 36 anni e sono togolese, giustamente sono dell'Africa occidentale, sì. E sono venuto qua ma purtroppo il mio lavoro non ho potuto trovare. Ma, anche perché ti prende molto tempo, per cui giustamente. Tu abiti proprio a Trapani oppure nelle zone limitrofe? Allora, io abito a Marsala. A Marsala? Oh, siamo allora vicini di casa. Sì. Abito a Marsala, viaggio sempre, lavoro qua a Trapani, anche Trapani è come la mia casa, quindi va bene per me. Certo. Allora, non lavoro come ingegnere topografico, ma lavoro come mediatore culturale, anche interprete. Sì. Quindi per adesso siamo qua al porto, lavoro qua faccio guida turistica, quindi ci sono i turisti francesi, inglesi e altri paesi che vengono qua, quindi provo di fargli capire un po' la situazione di qua, certo. Da noi qua a Trapani. Mm-hmm. Come mai hai pensato di cercare un'anima gemella di Trapani? Sì, un'anima gemella di Trapani o da Marsala, perché mi piace molto trapanese. Cioè ti piace la donna siciliana praticamente? Sì, diciamo la donna siciliana mi piace tanto. Come la trovi la donna siciliana? Bella, è questa. È la donna praticamente, è accattivante, molto aperta. Bravo, molto aperta di carattere. Di carattere, perché il carattere. Ti piace la donna di carattere? Il carattere è importante pure, certo. Non è solo la bellezza, certo. Il carattere è importante, quindi veramente mi trovo bene con tutti i trapanesi e hai pensato proprio di diventare trapanese puro, ossia strano amore siciliano al 100%. Allora sì, certo che mi piace diventare siciliano al 100%.
Esatto. Anche trapanesi, diciamo trapanesi. Come passi il tempo in una giornata? Allora, Parliamo noi quando finisci di lavorare. Cioè, ascolti musica? sì, sì. Ti piace la Mi musica? piace molto la musica. Che musica ascolti? Allora, il rap. Rap, bella Rap, musica. mi piace musica molto, rap. quindi... Il ballo quando- ti piace, sì? Come? Il ballo? Ti piace ballare? Ballo, sì, Sì. mi piace ballare. Ballare pure. Mi piace molto, Perfetto. sì. Ti piace andare in discoteca? Certo che mi Sì. piace. Quando- Solo che da solo non ce la certo, da faccio, solo. quindi se capita una volta così vado a pasteggiare, Certo. solo questo, se no Hai ci molti vuole amici? sempre... Qui nella poco. zona di Trapani hai molti amici? Poco, solo i miei colleghi di lavoro. Quindi, Però ho visto insomma che la maggior parte dei trapanesi insomma ti rispettano, ti vogliono bene. Sì, tutti mi vogliono Perché vedono bene. che sei un bravo ragazzo. Anche Tony, vedono- veramente certo. chi mi ha accolto con il cuore. Ti trattano praticamente come un fratello. Veramente, mi piace. E questo tanto. sono contento. E questo. Perché significa che sei veramente una brava persona. Sì, E questo è bello. io sono una persona aperta, quindi anche loro sono aperti con me, quindi mi trovo bene. Certo. Mi sono integrato pure benissimo, quindi...
Che cos'è che ti affascina in una donna? Allora, La cosa che ti La- piace di più in una donna, che ti conquista? allora, la cosa che mi piace Tranquillo, spontaneo, qualsiasi cosa, non ti preoccupare. e mi piace di più sono i capelli. I capelli. Capelli Cioè, a delle te donne. ti attraggono praticamente i capelli. Come Sì. li dovrebbero avere i capelli? Lunghi? Ti piacciono i capelli lunghi o corti? Allora, dipende com'è. Cioè, perché dipende ci poi sono- giustamente dalla personalità. Sì, dipende da come si trova la persona Sì. e dipende come si trova i capelli, ma anche Certo. comunque lunghi Ti mi piace? piace di più. Ti piacciono di più? Sì, Mori possibilmente, giusto? sì. Mori. Vabbè. Amiche telespettatrici, state vedendo così, è un bravo ragazzo, ha 36 anni ed è in cerca dell'anima gemella, in cerca di una ragazza ideale. Lui va cercando una ragazza dai 25 fino ai 36 anni. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente e contattarlo, non potranno fare altro che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Così è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Per cui, amiche telespettatrici che siete interessate, telefonate perché è un bravo ragazzo. Così, cosa possiamo dire a quelle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Qualche messaggio, perché in questo momento sei in televisione e ti stanno guardando. Rivolgiti a loro guardando la telecamera. Allora, comunque mi piace, allora vi invito, non è che no, ne parlo ancora, non è che parlo bene l'italiano, ma Non ti comunque preoccupare, ti capisco. Già lo sguardo fa molto. Donc, quindi vi invito comunque a chiamarmi o a contattare la televisione, così ci incontriamo e facciamo la vita insieme. Esatto. E vi conoscerete senz'altro. Amiche telespettatrici, telefonate perché così è qua. E sta aspettando, ripeto, le vostre telefonate. Ok? Per la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Vi saluto. Così. Ciao ciao. Ciao ciao. Buona giornata. Buona giornata. Ciao ciao. Telefonate. Ciao ciao ciao. Vi aspetto.